È una piacevolissima puntata di ritorno, questa, di un'altra trasmissione che ritorna in occasione di un ritorno. Qui sono due ritorni, ritorna alla trasmissione e ritorna all'ospite, quindi due piacevolissime occasioni, e torna non conforme oggi a Radio Ascolto Live. Perché torna? Perché abbiamo apparecchiato la tavola, il desco, per un bellissimo ritorno in una bellissima situazione di un amico che torna finalmente a parlare con noi. In questo caso Davide Rossi. Bentornato Davide, è un piacere immenso riaverti all'Ascolto Live dopo una pausa un po' lunga, diciamo. Come va? Grazie Gabriele, sono contento di essere con voi oggi. Tutto bene. E noi siamo contentissimi di essere con te, veramente. È stata, diciamo, la nostra pausa è durata un po' per varie traversie che oggi non citeremo, però mi invito a fare una battuta d'umorismo, per ridere, così per incominciare in maniera con spirito lieto. Alla luce di cose che oggi diremo e che racconteremo grazie al contributo di Davide, sono moderatamente certo che una bella mattina il nostro Davide si è alzato una mattina per andare, insomma, come si può dire, a fare la toiletta mattutina davanti allo specchio, ha guardato se stesso con un'aria di soddisfazione e di gioia, ha fatto sì, e urlando con una certa soddisfazione, finalmente, perché è l'uro dei giusti, ovviamente, la soddisfazione dei giusti questa qui, tant'è che la moglie è preoccupata e ha detto: Davide, tutto bene? Sì, non preoccuparti, sì, e poi naturalmente la mattinata avanti così, battuta a parte. Ok Davide, io sono contento, immensamente contento che qualcosa stia accadendo di positivo, perché i giusti come te, le persone come te che lavorano per cercare di portare a galla la verità, e tutti noi che cerchiamo di ricercarla a modo nostro, così e in altri modi anche di difenderla, debbano avere un minimo di soddisfazione. È giusto così, perché i giusti devono vincere. Basta, non c'è altro. Comunque, allora perché ho fatto questo preambolo mezzo umoristico e mezzo no? Perché volevo appunto dare la parola a Davide per iniziare a parlare di quello che appunto sta succedendo in questo periodo. Dopo diversi anni di lotta, ricerca, informazione, contrasti, anche difficoltà, vessazioni, tutte queste cose abbiamo dovuto soffrire noi che cerchiamo di portare avanti la scelta di libertà, finalmente le cose stanno iniziando ad emergere. E Davide ha il grande merito di avere parlato, lavorato, informato in questo senso, per far illustrare, per vedere, aprire gli occhi alle persone su cose che adesso stanno emergendo nella loro evidenza. Però adesso voglio dare a Davide la parola e iniziare a parlare di queste cose che stanno emergendo piano piano, cose che danno ragione a ricerche come le sue. Prego Davide. Grazie Gabriele, ma diciamo che ancora molto deve emergere, no? Ancora molte cose devono accadere probabilmente in questo paese. Sta di fatto che la tesi del mio ultimo libro, per esempio, L'economia delle emergenze, dove, come alcuni sanno, qualcuno l'ha già letto, c'è una lunga intervista al professor Fabio Vighi, professore all'Università di Cardiff nel Galles, nel quale libro e nella quale intervista il professor Vighi ed io formuliamo una tesi, e cioè che il sistema finanziario globale in particolare, sia arrivato ad un punto di rottura tale che ha bisogno di continue emergenze per giustificare la immissione di liquidità da parte delle banche centrali nel sistema finanziario stesso, che altrimenti collasserebbe, e le stesse emergenze sono funzionali ad irregimentare le popolazioni. Quando c'è una situazione di crisi, una situazione reale o gonfiata o addirittura completamente inventata, emergenziale, hanno buon gioco i governi, gli stati, che sono un pezzo importante del sistema di potere internazionale, a imporre politiche, restrizioni, misure che altrimenti le popolazioni farebbero fatica ad accettare. Ecco, questo sta avvenendo, e anche la crisi a cui stiamo assistendo in questi giorni dei sistemi bancari occidentali, a cominciare da quello statunitense, crisi della quale ha fatto da detonatore il default della Silicon Valley Bank, ci sta a testimoniare questo. Quindi da un lato, riassumo, la necessità di queste emergenze,
la necessità del susseguirsi di queste emergenze, perché altrimenti le banche centrali non avrebbero la possibilità di tenere sotto controllo l'inflazione e continuare a stampare denaro. E allo stesso tempo queste situazioni emergenziali appunto giustificano l'irreggimentazione delle popolazioni. Emergenze che però appunto, come ho già detto, ci segnalano anche la difficoltà che sta vivendo il sistema di potere dominante. Certo è che però le conseguenze di queste continue emergenze vengono pagate dalle popolazioni. Si è visto con la vicenda cosiddetta Covid, si è visto con la guerra in Ucraina, lo si sta vedendo ora con l'emergenza finanziaria e con quella climatica, no? Finta climatica. Tutto il conto di queste emergenze viene presentato alla classe media, la quale è sempre meno classe media ed è sempre più spinta all'impoverimento. Questo è quello che sta accadendo, quindi un sistema, come dice il professor Fabio Vighi, che sta avanzando a grandi passi di tipo neofeudale, per cui ci sono pochi grandi signori, che tra l'altro sono quelli che hanno il potere di emettere denaro elettronico, che hanno il monopolio monetario, e una massa impoverita e impaurita. Questo è lo schema che viene portato avanti. E quindi le crisi vengono o completamente inventate, o abbondantemente gonfiate, o comunque provocate. Quindi la situazione che stiamo vivendo in questi giorni con la crisi del sistema bancario va letta alla luce di questi elementi di cui parliamo nel libro L'economia delle emergenze. Allora, mettiamole così in ordine, perché effettivamente quello che hai detto è ovviamente molto aderente ai tuoi libri e anche molto verosimile rispetto a quello che sta accadendo. Ora, non soltanto questa cosa sta accadendo in maniera, diciamo così, clamorosa, ma anche sta anche dimostrando come queste pratiche politiche siano ormai evidenti. Ma perché? Perché se da una parte queste cose stanno emergendo come strategia di continua emergenza, dall'altra però il sistema non riesce a contenere né tantomeno a silenziare quelle che sono poi le emersioni di queste informazioni. Quindi anche il pubblico, d'altro canto, sta progressivamente prendendo consapevolezza di questo processo. Prova ne è che saltano fuori poi gli scandali che riguardano le politiche, per esempio, sanitarie. Tu hai parlato anche in diverse occasioni in altri canali dei famosi lockdown files, che in Inghilterra stanno mandando, diciamo, stanno facendo emergere uno scandalo gigantesco sulle pratiche della politica inglese del 2020-2021 allo scopo, come giustamente evidenziato tu, di terrorizzare la popolazione e regimentarla. Però adesso è saltato il coperchio, quindi le cose vengono alla galla in maniera clamorosa e la gente le vede, almeno in Inghilterra ci sono così, quindi non ti pare, insomma, ci puoi raccontare anche un po' di queste cose rispetto alla questione dei lockdown files? Sì, i lockdown files sono sostanzialmente delle chat di WhatsApp che l'allora ministro della salute britannico nel 2020, Matt Hancock, si scambiava con suoi collaboratori, con suoi colleghi. Si tratta di, credo, quasi 100.000 messaggi che in circa un anno o due ci si è scambiati su questa vicenda. E da lì emerge appunto questa volontà del ministro della salute di indurre il terrore nella popolazione per consentire di far passare le misure restrittive. Uno scenario similare sta emergendo anche da alcune delle intercettazioni che si ritrovano nelle carte del processo di Bergamo. Quindi una gestione politica dove la politica dice ai vertici sanitari cosa è meglio, cosa è opportuno, cosa non è opportuno dire, far trapelare, eccetera. Questo da un lato ovviamente ci conforta, cioè il fatto che emerga una verità di questo tipo è ovviamente un fatto positivo. C'è da dire però che non dobbiamo illuderci troppo, spiace fare il guastafeste, ma siamo di fronte ad una situazione nella quale verità evidenti sono state negate a lungo e questa situazione non può reggere
troppo tempo. San Tommaso, prima delle sue lezioni alla Sorbona, si dice, poi non sappiamo se sia vero, è un aneddoto, ma comunque molto significativo, facesse vedere una mela ai propri studenti e dicesse: questa mela è una mela, chi non è d'accordo su questo è pregato di lasciare l'aula. Cioè, la realtà è la realtà, le evidenze sono sotto gli occhi di tutti. E allora forse, dato che la realtà non la si può negare per sempre, si offre qualche capro espiatorio, qualche pesce piccolo che può essere sacrificato e che in qualche modo si assume la responsabilità di quello che è successo. No? Infatti anche nel Regno Unito, io sto seguendo sul Telegraph questa vicenda, e pare, comunque viene raccontata come se fossero iniziative di un ministro, Hancock, ubriaco di potere, che si sente in qualche modo onnipotente. Ecco, viene presentata così la cosa, come una forzatura del ministro in carica. E quindi forse, siccome io non credo che sia andata proprio così, forse ecco, questo che sta emergendo è funzionale a, come posso dire, consentire che una verità che è tale, che non puoi tenere nascosta per sempre, emerga, ma attribuendo la responsabilità a precise persone che, pur avendo posizioni di potere importanti, però sono comunque dei pesci piccoli rispetto a quelli veramente grossi. Tu dici, beh, non beccheranno mai il regista vero e proprio di questa cosa? Sì, potrebbe anche essere. Però bisogna tenere presente anche una cosa interessante, che da 3 anni a questa parte c'è un fattore ulteriore, diciamo un giocatore in più in campo, ed è ovviamente il giocatore politico e geopolitico rappresentato da quel blocco di paesi che si stanno contrapponendo a quelli occidentali in questo momento. Quindi è un po' come il discorso della guerra fredda, quando c'era la politica dei blocchi. Qualsiasi tipo di instabilità di un blocco avvantaggiava l'altro, quindi anche se tu vedi giustamente una regia complessiva in quello che è successo in questi ultimi 3 anni, non si può non notare in effetti una certa sincronia tra quello che sta succedendo adesso. Sì, sembra quasi un incontro di judo dove uno dei due usa la forza dell'avversario per squilibrarlo e farlo cadere, insomma, questo è il discorso. Quindi è assolutamente significativa questa cosa. Cosa Cioè, ne pensi? tu dici che queste cose emergono anche per questa contrapposizione che c'è in questo momento fra È una Russia. suggestione, diciamo, è una Mm. suggestione. Non dico che siano merito loro, però ci sono delle interessanti sincronie, cioè tutte queste cose assieme, 2 fallimenti, gli scandali dei file delle gestioni sanitarie, non dico che sia colpa loro, però sai, una manina o distratta o magari un giocatore più attento di altri che in un momento buono gioca una carta che potrebbe cambiare il senso della partita, sono sempre sottigliezze di carattere politico e anche, diciamo, di intelligence che capitano spesso capitano spesso nella storia dell'Occidente. Tu lo sai meglio di me, quindi è strano. È vero anche che comunque non esistono i buoni e i cattivi. Esistono ovviamente interessi divergenti e ognuno di questi interessi si può manifestare in diversi modi. Come la vedi tu? Ma io la vedo che interessi divergenti esistono, certamente, che nell'ambito delle classi dirigenti internazionali ci siano scontri anche feroci di potere, ma non credo, mi sono convinto con gli studi che ho fatto in questi anni, che non sia, diciamo, il campo da gioco, lo scontro, non lo si possa individuare nelle contrapposizioni fra stati. Cioè, secondo me non c'è una classe dirigente cinese che tutela gli interessi nazionali cinesi, una classe dirigente russa che tutela gli interessi nazionali, non la vedo questa cosa, vedo piuttosto degli intrecci, vedo che determinati mondi sono presenti in tutti gli stati del mondo, specialmente in quelli ovviamente più ricchi, ma non solo, si vede anche l'Africa. E quindi che questi interessi divergenti sicuramente producano degli scontri, ma non tanto fra stati, in quanto fra gruppi elitari, e che gli stati siano uno degli strumenti a disposizione. Comunque, per stare al tuo Sì, ragionamento, ricordo che ieri il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, comportandosi da perfetto complottista, ha detto che il massiccio flusso di immigrati ah sì sì, dall'Africa sarebbe provocato
dalla Wagner, da questo gruppo importantissimo di mercenari russi. E quindi ecco, dopo i siamo complottisti complottisti, ci siamo hanno noi, battuto, ci hanno battuto, ci hanno Davide. battuto sul complottismo. Le risate in trasmissione ci stanno sempre bene, però è favoloso. A questo punto siamo diventati noi quelli che fanno ragionamenti sensati, no? E quindi il mio ragionamento diventerebbe persino politicamente valido in questo momento, che il nostro ministro della difesa addirittura arriva a paventare l'intervento di questi misteriosi mercenari. È d'accordo con te, Gabriele? Esatto, quindi è favoloso, mi sento nobilitato, incredibile. Comunque, parlando di strategie, parlando di regie, quindi tu evochi una contrapposizione tra due, come si può dire, come possiamo chiamarle, aggregazioni di potere, ecco. Ci sono diversi ricercatori nell'ambito, tra virgolette, complottista che hanno evocato questo scontro tra una specie di elite, di alleanza di poteri globalisti e un'alleanza di poteri patriottici, tra virgolette. Per me queste sono cazzate, Gabriele, grosse. Lo so che circolano molto e che a tante persone piacciono. A molti che ci ascoltano piace questa idea, no? Che ci sia un blocco, che ci sia un gruppo che ci viene a salvare, che se prevale quel gruppo lì noi siamo salvi e che quindi io credo che siano, adesso prima scherzando ho detto, Prego. non vanno mai liquidate così le tesi, per carità vanno sempre approfondite, però io le reputo del tutto infondate sinceramente. Vabbè, quindi è una suggestione, perché sai, visto che parliamo del passato, in questi ultimi 3 anni sono passate di ogni, se vogliamo tornare indietro con la memoria, visto che siamo passati dalle basi militari americane che facevano chissà che cosa, ai campi di intervento per i positivi al Covid, ti ricordi? Tutte cose che nella memoria nostra di memoria di persone dipendenti abbiamo dovuto vedere pubblicate tutti i canali, ogni tipo di cosa è girata. Adesso che c'è un confronto politico tra due aree contrapposte, queste cose sembrano ormai buttate nel passato, però alla fine ci troviamo in un punto dove le cose stanno emergendo, quindi emergono anche quelle che possono essere, come dici tu, cazzate tra virgolette, sebbene magari ci siano comunque sia delle informazioni che vanno approfondite, come giustamente hai detto, e quelle che in effetti sono teorie ben consolidate. Parlando di strategie, ora torno al discorso di strategie. Con la guerra, con l'economia, con la questione sanitaria, che ormai sta, cedendo il passo ad altri tipi di emergenze, il sistema, secondo te, si sta giocando tutte le carte per cercare di arrivare a un quibus? C'è un punto di rottura? Il punto di rottura, secondo te, è costituito dal fatto che questa guerra venga vinta o meno dalla Russia? No, io credo che la guerra ormai è chiaro che non la vince nessuno in realtà e probabilmente non è stata fatta partire neppure con l'intento di vincerla, perché altrimenti probabilmente avremmo visto cose diverse. E serviva per creare l'ennesimo focolaio di crisi da tenere lì buono alla bisogna, è stata fondamentale per implementare la svolta energetica, la svolta climatica dell'Unione Europea e anche in parte in modo diverso degli Stati Uniti, è servita a recidere il legame fra l'Europa manifatturiera, Germania in primis, ma anche Italia, le due più grandi manifatture d'Europa, con il paese al mondo che ha la maggior quantità di materie prime, che è la Federazione Russa. Insomma, ha avuto una serie di funzioni questa vicenda, tra l'altro non dimentichiamo mai, noi delle volte rischiamo di dimenticarci i fondamentali, ma perché li diamo per scontati magari, no? Ma una funzione fondamentale che hanno le guerre è quella di creare debito, e se ne sta facendo tanto con la guerra in Ucraina, e chi controlla il debito, quindi chi ha anche il controllo delle politiche monetarie, naturalmente il proprio potere, la propria ricchezza aumenta a dismisura quando dei paesi si indebitano per fare le guerre. Questa è una delle funzioni principali delle guerre, purtroppo. E quindi io ritengo che la guerra andrà avanti finché servirà, sarà spremuta al massimo come emergenza, così come è stata con il Covid,
che è stato tirato in tutte le maniere possibili e immaginabili, e non appena ci sarà un'altra emergenza pronta, che potrebbe essere arrivata, questa qui finanziaria per esempio. Se questa finanziaria si dovesse gonfiare, non possiamo per nulla escludere che magari fra qualche mese si raggiunga un accordo sull'Ucraina. Io la vedo così, sono emergenze che si susseguono le une con le altre, non è ancora sfumata del tutto una, che già l'altra è ai titoli di testa, perché questo è lo schema di governo, questo è lo schema di governo globale, quello delle emergenze. E allora io dico, anche qui, tornando una mela è una mela di San Tommaso, o noi viviamo nel periodo più sfortunato della storia dell'umanità, per cui pestilenze, le guerre si susseguono alle pestilenze, e poi il pianeta che sta per esplodere a causa dell'innalzamento delle temperature, e le banche che vanno a gambe all'aria, oppure questo è lo schema di governo, cioè l'emergenza è lo schema di governo. È vero altrettanto che certe emergenze però poi sono state propinate, o meglio, c'è stato il tentativo di propinarne altre che però non hanno avuto molti buoni frutti. Per esempio, ti faccio l'esempio del vaiolo delle scimmie, ti ricordi? Il vaiolo delle scimmie doveva diventare la seconda pestilenza orrenda, e si è sgonfiato con un pallone bucato. Però quando vogliono fare sul serio, Gabriele, con la vicenda Covid hanno dimostrato che Certo. Che lo possono fare. Certamente, il Covid è stata la prova generale di questo tipo di strategia. Poi però che è successo? È successo che le persone, ci sono state anche delle prese di consapevolezza, dei campi di strategia da parte di diversi stati, il fronte, diciamo così, gestionale globalista un pochettino si è incrinato e le cose sono andate un pochettino cambiando. Ma potremmo fare anche altri esempi. Ti ricordi c'era anche il famoso Marburg, il famoso virus Marburg che doveva diventare la pestilenza, fu anche quello sparito. Poi c'è il discorso inflazione, c'era la famosa inflazione che è arrivata tra l'altro, è arrivata l'inflazione, non è che non è arrivata, e basta mandare in giro al supermercato per essere conto, quindi il discorso è quello. Quindi ci sono anche stati tentativi di innescare delle altre, il famoso attacco informatico globale che doveva bloccare tutti i computer, mandare in vacca diritti di approvvigionamento, eccetera, eccetera, anche quello non si è saputo più niente. Ci sono tentativi che riescono e tentativi che non riescono, questo forse potrebbe essere abbastanza plausibile. Però una cosa è certa, e l'hai detta tu prima analizzando i fatti, l'Europa in questo momento è progressivamente ridotta in mutande. Cosa sta succedendo in Europa? Sta succedendo che l'Europa sta affrontando un periodo di deindustrializzazione e di impoverimento talmente colossale che rischiamo di ridurci a dei pezzenti nel giro di 5-10 anni, i pezzenti del mondo, rovesciando quella che era la famosa situazione del famoso miliardo d'oro di cui cianciavano alcuni personaggi delle elite occidentali, diventando noi le vittime vere di questa situazione. E secondo te l'Europa in questo frangente potrebbe ritrovare, diciamo così, un sussulto, diciamo, di desiderio di difesa degli interessi nazionali, siamo destinati a sfaldarci e a finire come prima del 1914? Non mi pare che ci siano questi sussulti, sinceramente, non mi pare proprio che ci siano le condizioni minimali. Chi dirige i giochi in Europa è totalmente omologato a determinate logiche, non vedo una figura di un rilievo tale che possa sovvertire il gioco in corso, e che d'altra parte che l'Europa, per proseguire nella metafora calcistica, sia il campo da gioco prediletto è comprensibile se ci si pensa, perché se tu vuoi modificare la governance globale, se tu vuoi, quando parliamo di reset, cosa sono da sempre i reset nella storia? Sono il modificare in profondità il sistema economico, sociale e politico così come l'hai conosciuto fino a quel momento. E se tu vuoi fare questo a livello globale, l'Europa, per la sua potenza manifatturiera, per la sua storia, per la sua cultura, per il livello di civiltà che ha sempre espresso, anche nei momenti più bui, è il campo da gioco perfetto per modificare. Cioè, se non modifichi il sistema in Europa non puoi pensare di modificarlo a livello internazionale. E l'Europa è ancora oggi lo snodo fondamentale del potere, e quindi è lì che sperimenti, è lì che metti in atto delle politiche di trasformazione radicale.
perché è ancora oggi, nonostante tutto, l'Europa, sotto tanti punti di vista, il cuore del mondo. Quindi secondo sei convinto, diciamo così, in termini tradizionalmente geopolitici, che l'Europa sia comunque in ogni caso l'Heartland, come si parlava Sì, come parlava, diceva Mackinder fondamentalmente. sì, sì, lo è ancora. Beh, allora, è interessante come teoria. E infatti, in seguito a questo tuo ragionamento e richiamo a questa teoria, volevo da te un parere su una frase famosa, un'affermazione di Putin rispetto all'Europa. Ha affermato: ridaremo all'Europa la sua sovranità in un modo o nell'altro. Ora, chissà il modo o nell'altro a cosa si riferisce, però è curioso che comunque, nonostante tutto quanto, la Russia, per esempio, che è l'altro gigante geopolitico, insomma, in gioco in questa situazione, la Russia è l'Eurasia in generale, ok? Parliamo di Eurasia e di Russia, comunque sia di interazioni tra diversi continenti. È interessante questa attenzione nei confronti dell'Europa. Comunque l'Europa è importante sia per le potenze talasocratiche, Stati Uniti, Gran Bretagna, sia per le potenze del blocco continentale come la Russia. È una gara a chi se la piglia per prima, secondo te? Sì, sì, potremmo metterla anche così, però ti ripeto che io non credo che la competizione sia fra stati. Non Sì, l'hai credo che la vinto. competizione vera sia se ci controllerà la Russia di Putin o l'America dei democratici. Io penso che siano altre le forze in campo di natura prevalentemente monetaria e finanziaria che esercitano un potere politico reale. Non sto dicendo che quello che interessa è esclusivamente il profitto, non dico questo. Dico sicuramente che anzi ciò che è più importante è il potere politico, più ancora di quello monetario finanziario, ma il potere politico è in mano a chi ha il monopolio della moneta. E chi ha il monopolio della moneta non sono gli stati, Russia compresa, nonostante che abbia il rublo piuttosto che l'euro. Difficile pensare che uno Stato possa resistere ad un attacco vero, profondo, da parte di chi detiene il monopolio della moneta. Non è pensabile, secondo me, per una serie di ragioni che sarebbe qui lungo stare a dire. Quindi io insisto che non. Ora, la geopolitica, io non voglio neanche essere estremista, la geopolitica mi interessa, credo che fornisca delle chiavi di lettura utili, ma non credo che esaurisca la lettura della vicenda. Ci sono, come sempre, quando dobbiamo esaminare come si muove il potere, diversi livelli di lettura. Uno di questi livelli di lettura è sicuramente anche quello geopolitico, perché non voglio dire che siano del tutto ininfluenti le ragioni dei popoli che stanno dentro gli stati, però ritengo che la geofinanza, che la geoeconomia siano più importanti, che ci diano una chiave di lettura più profonda di quello che accade. Poi ci sono delle chiavi di lettura addirittura spirituali esoteriche, ma dopo entreremo su un piano che non è bene affrontare in un contesto di questo tipo. Diciamo che ci vuole un'interessa impostazione e anche dei riferimenti particolari per poterne parlare. Quindi abbiamo già fatto in questi microfoni diverse volte questo tipo di discorsi, quindi ho presente il discorso e sarebbe anche bello riprenderlo in qualche modo. Quindi è fondamentalmente un interessante confronto di poteri. Due parole, in chiusura di chiacchierata, due battute a proposito della questione del contesto nazionale, giusto per farci quattro risate. Come commenti l'arrivo del nuovo segretario del Partito Democratico? Sì. E adesso il cartone animato è completo, abbiamo Ellie e Giorgia. Esatto, è due parole così per farsi quattro risate, avanti. Sì, no, vabbè, insomma, diciamo che lo scenario politico italiano è veramente la dimostrazione plastica del fatto che la cosiddetta lotta politica è un teatrino, è fumo negli occhi, è un'arma di distrazione. Ecco, se noi vogliamo avere un parametro, un benchmark, come dicono nel mondo della finanza, per capire come funzionano le cose, l'Italia in questo momento è sicuramente, no, in questo momento da molti anni, è sicuramente un luogo interessante, perché tu hai proprio sotto gli occhi come il tutto venga creato in laboratorio, dove viene messa in scena una fiction praticamente, con gli attori, con
ciascuno che interpretava una parte, dove è evidentissimo che le leve decisionali sono assolutamente al di fuori del paese, non c'è dubbio. Cioè, oramai che il Parlamento sia privo di qualsiasi reale potere e lo stesso governo sia su tante questioni eterodiretto, credo che sia sotto gli occhi di tutti, però come nel calcio, no, bisogna continuare a... Io sono appassionato di calcio, intendiamoci bene, però le tifosie, io stasera sarò con degli amici interisti, facciamo una cena e ci guardiamo Porto Inter e speriamo che vada bene, però, però io mi rendo conto che è del tutto irrazionale il fatto che io tifi per l'Inter piuttosto che per il Milan o la Juve, cioè una cosa, ecco, che è semplicemente un gioco, no? Che è semplicemente un gioco. Sì, e così purtroppo è anche in politica, quindi chi si sente vicino al centrodestra, chi si sente vicino al centrosinistra è un fatto ormai del tutto irragionevole, del tutto irrazionale, semplicemente è stare dentro un gioco illudendosi di contare qualcosa, no? E quindi sembra che lo scenario politico italiano non meriti molto più di questa considerazione. L'ha detto pure Draghi, mi dispiace, ma non faccio più parte della recita della politica. Dico queste parole, la recita della politica. Dello Stato, lui ha detto. Dello Stato, sì. Quindi anche lui lo ha detto platealmente, anche lui ha affermato che un teatrino, se lo dice Draghi, possiamo esserne più che sicuri, ecco. Nella serie, proprio nel male c'è qualcosa di buono, la verità in questo caso. E poi l'ultima battuta, allora, non so se hai seguito la vicenda dei famosi palloni sonda cinesi, della famosa abbattimento dei velivoli non identificati da parte degli americani, del fatto che avessero escluso che fossero extraterrestri, però dicendo una cosa non la dicono ma non dicono. Allora io ti chiedo, visto che parliamo di emergenze, c'è un'emergenza extraterrestre nel nostro futuro secondo te? Prima o poi... Non lo possiamo escludere, io dopo il Covid non escludo più niente. Mi sono persino guardato un documentario sulla Terra piatta, guarda, perché proprio non mi ha convinto, però a questo punto io voglio, diciamo, mettere in discussione tutto e quindi non possiamo neanche escludere che ci si possa giocare la carta degli alieni, se sarà necessario. Se noi qua potremmo trovarci tra 6 mesi, magari 6 mesi a parlare del fatto che gli americani hanno dichiarato che gli extraterrestri esistono e c'è un'emergenza, perché hai ragione tu, non possiamo escludere niente. Infatti le persone spesso sono dubbiose e dicono no, non lo faranno mai, no, ci sono riusciti col Covid, hanno fatto credere alle persone le peggio cose assurde. Cosa impedisce loro di fare questo? Niente, non c'è più limite al livello di emergenza che si può creare, come tu mi insegni, quindi chissà cosa potrebbe accadere, di tutto. Ma a quel punto credo che noi e altri come noi avrebbero tutto l'interesse a mangiarsi un bel secchio di popcorn e ridere, perché ci sarebbe da ridere a questo punto. Ma sai, l'emergenza però è sempre quella che non ci aspettiamo. Eravamo tutti per esempio la questione Covid non ce l'aspettavamo, la questione adesso finanziaria che sta esplodendo, e noi eravamo concentrati, molti di noi invece, su quella climatica, no? Sul fatto che la prossima emergenza sarà quella climatica, invece si è tirato fuori di nuovo quella finanziaria, quindi sì, non sappiamo mai qual è la prossima. Non sappiamo quindi, mai. però qualche traccia, bene o male, te la lanciano. La finanziaria è sempre stata latente, per cui doveva scappare fuori di nuovo. Ma sì, ma anche quella pandemica, il Event 201 del 2019, in teoria era... Perché se ci avessero detto... Sì. Anche solo a dicembre del 2019 o anche gennaio del 2020, che per uscire di casa di lì a 2 mesi sarebbe servita giustificazione scritta e che ci sarebbero stati i militari per le strade a controllare, io mi sarei messo a ridere, non ci avrei creduto sinceramente. Invece, è vero anche questo. Infatti il discorso degli extraterrestri vale esattamente così. Se ci dicessero che gli alieni potrebbero, ci metteremmo a ridere, e poi guarda che succede tra 6 mesi, un anno, come ci ritroviamo guardando il cielo preoccupati di essere rapiti dagli UFO. Vabbè, lasciamo stare, ma potrebbe accadere, attenti. Comunque, intanto io devo ringraziare 1000 volte il ritorno di Davide Rossi all'Ascolto Live, è un gran piacere disquisire con lui di queste cose, è veramente un bel piacere. Intanto mi devo anche prendere il dovere di ricordare la collaborazione del famoso Studio del Bianco con Paolo Del Bianco, che salutiamo. Sto cercando di costruire qualcosa con Paolo per fare le belle puntate tematiche a tema storico, per valorizzare insomma il patrimonio documentaristico e di conoscenze che tu, Paolo, attraverso il canale diffondete in rete, quindi
un progetto che stiamo cercando di costruire, che vedrà magari delle belle puntate in futuro, quindi grazie anche a voi e per quello che fate, e continuate a crescere perché è bellissimo, quindi lo ricordo sempre con gran piacere. Grazie Gabriele. E poi ovviamente le tue attività di ricercatore, di scrittore, e poi finalmente anche adesso quindi anche le tue nuove frequenti comparsate nell'ambito dei canali dell'informazione libera, che sono sempre molto graditi. Quindi, allora, intanto ringrazio Davide Rossi per il suo ritorno, e ne avremo anche di occasioni future per poter parlare di altre cose, seguendo le cose in divenire. E che dire, seguitelo, seguite anche le sue interviste sul canale Studio del Bianco, seguite le sue varie apparizioni. Ci sono libri in lavorazione? Sto ragionando su un'ipotesi, ma ancora siamo Bene. a livello embrionale. Bene. Quindi, poi divertiti, mi raccomando, stasera con i tuoi amici interisti, fate insomma, un bel partitone, una cena che ci sta sempre bene, anche io cenerò fuori, quindi, ma non guardo la partita, oppure mi toccherà guardare la partita, perché il locale dove vado a guardare la partita, quindi toccherà guarderò che io porto Inter stasera, a mio malgrado. Va bene, comunque, grazie ancora a Davide Rossi. Non conforme puntata speciale per una persona speciale, un intellettuale speciale, un ospite speciale, appunto. Continuate a seguire Radio Ascolto Live sul canale YouTube, sul canale di Rumble, iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche sulla piattaforma audio di Spreaker, e poi seguite la pagina di Facebook con gli aggiornamenti costanti. Detto questo, grazie ancora a Davide Rossi. Grazie. Gabriele vi saluta, alla prossima puntata.